Ben ritrovati in nuova puntata di Cronache Trevigiane. Come sempre andremo a parlarvi di eccellenze nella Marca, andremo sui temi della sanità. San Gregorio torna a Valdobbiadene con tante novità, ma cominciamo dalla Fabbrica dell'Aria, la prima in Veneto e a Morgano grazie ad Ascotrade, il servizio. Alberi come simboli di vita, rinascita e speranza, divenuti emblema di tutela ambientale. Un valore che Ascotrade ha fatto proprio con la Fabbrica dell'Aria, progetto di riqualificazione ambientale che prevede la messa a dimora di alcune migliaia di piante in diverse cittadine di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ad aver tenuto a battesimo l'iniziativa nella provincia di Treviso è stato il comune di Morgano, dove è stata realizzata la piantumazione di 800 piantine tra aceri campestri, carpini bianchi, roverelle e olmi. È un'iniziativa che ci ha visti favorevoli sin da subito, che abbiamo accolto, abbiamo messo a disposizione quest'area di 10.000 metri più altre due aree meno vaste per la piantumazione di questi 800 alberi che vedremo crescere insieme alla cittadinanza, e mi auguro appunto che tra un po' di anni ci troveremo di fronte a un bellissimo bosco che potrà essere goduto da tutta la nostra comunità. Voglio ringraziare a nome di tutta l'amministrazione comunale la Ascotrade nella persona del presidente Stefano Busolin e della società Zero CO2 di Lega Ambiente. Avevamo annunciato alla Fiera di Rimini la piantumazione di 800 alberi a Morgano, la promessa è stata mantenuta. Oggi siamo qua con i ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie e quindi la seconda tappa del nostro progetto è arrivata nel Veneto. Ricordo che nel 2018 abbiamo fatto la prima tappa a Pordenone con 1000 alberi. Oggi, 2019, siamo qui a Morgano e nel corso del 2019 pianteremo altri alberi in un'altra provincia veneta, e il progetto terminerà nel 2020 con altri 1000 alberi e dunque alla fine avremo 5.000 alberi di Ascotrade che formeranno la Fabbrica dell'Aria. Da oggi e per i prossimi 2 anni le piantine verranno curate e seguite a spese di Ascotrade. L'obiettivo è quello di formare dei veri e propri boschi antismog che permetteranno un assorbimento complessivo delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera pari a 560 tonnellate di CO2. Un progetto di riqualificazione ambientale reso possibile anche grazie alla collaborazione con Azero CO2. Veramente un piacere operare con un'azienda come Ascotrade perché le scelte che fa sono molto convinte e uno, collaborando con questa azienda, si sente parte di un progetto che non è calato, che non è inventato, che viene dal cuore. Questo secondo me è il massimo quando si fanno questo tipo di attività. L'inaugurazione della Fabbrica dell'Aria di Morgano è stata una vera festa per tutta la comunità, a cui hanno preso parte anche gli studenti delle scuole elementari e medie. Un progetto ambizioso con il quale Ascotrade ha dimostrato ancora una volta il proprio impegno a favore delle comunità in cui opera. Una società con le nostre caratteristiche, quindi la cui proprietà sono i comuni, dopo aver fatto i bilanci produttivi, deve sicuramente ritornare al territorio ricchezza. Questo è uno degli esempi: la cura dell'ambiente, l'attenzione alle persone, e quindi da 10 anni Ascotrade produce progetti che vanno in questa direzione.